Buongiorno ragazzi, eccoci qui, siamo ritornati con Andrea Eccoci qui di e visto che nuovo. vi piace tanto questa rubrica, noi la continuiamo, chiaramente noi ascoltiamo sempre i vostri feedback, quindi siamo carichissimi. Siamo nelle mani di Andrea, vediamo che tipo di posizione ci sottoporrà oggi. No, siamo nelle tue mani perché poi dovrai spiegare tutto della posizione. Esatto. Ok, oggi prendiamo una partita mia giocata nel lontano 2009, quindi torneo di Pasqua di Bologna, e dove giocavo contro un maestro internazionale filippino, si chiama Rolly Martinez. Non ti dirò ancora il colore, che aveva il bianco e che aveva il nero, però ti carico una posizione dove muove il bianco e tu devi fare un'analisi di tutto della tattica, della strategia, un'analisi tattica e strategica, dirmi tu hai il bianco e non sappiamo se è una disgrazia o se è un vantaggio, se devi essere, non sappiamo nulla della Ok. posizione, solo che tu il bianco devi valutare, dire chi sta meglio secondo te e dire cosa faresti. Questa è la posizione. Ok, allora, esaminiamola. Entrambi i re sono al sicuro, hanno arroccato, hanno tre pedoncini davanti, va benissimo. La torre dell'arrocco del bianco è già posizionata su colonna aperta, mi va bene. Poi a livello di pezzi leggeri il nero ha due cavalli e non ha più gli alfieri, noi abbiamo un alfiere che ha una buonissima diagonale. Abbiamo un pedone isolato su D4, che tra l'altro al momento sembra anche essere prendibile per il nero, però tocca al bianco per fortuna. Altre cose, struttura pedonale l'abbiamo detta, ma il nero sembra molto solido, sembra che vorrà andare in qualche modo su D5. E niente, queste sono le prime cose che mi vengono da considerare. La donna del bianco è molto più attiva rispetto alla donna del nero. Ok, fin qui eri d'accordo, Andrea? È che ho bisogno della valutazione nel suo complesso. Ok, ok, ok. Una cosa che, per esempio, una cosa che secondo me è opportuno è provare a effettuare almeno un tentativo di valutazione tipo da libro, ovvero, non so, parità, leggero o chiaro vantaggio o decisivo di uno dei due colori, oppure gioco complicato, no? Sai, no? Quando prendi un libro di Sì, sì, scacchi, sì, sì, sì. secondo me una valutazione da libro è molto orientativa. È una cosa che io faccio ogni mossa quando gioco, cioè provo a fare, no? Poi ovviamente di solito è sbagliata, però no, scherzo. Non è No, è che vero. in realtà la valutazione giusta non si sa mai, no? Perché prendi anche un motore di 5 anni fa, prendi un motore di adesso, prendi un motore Certo. tra 5 anni, che ha una valutazione diversa, quindi è soggettiva, però serve per te stesso, per orientarti, capire per esempio se vuoi giocare per vincere o per pareggiare. Certo, certo, certo. Quindi chi sta meglio? Così un po' anche istinto, così direi che il bianco sta un po' meglio. Certo che se il nero riesce un po' a riprendersi, a togliere quel cavallo dai 7, centralizzare un po' le torri, forse si riprende e finisce il leggero vantaggio del bianco. Però direi che il bianco sta meglio. E nel senso che cioè se nero si riprende, finisce il leggero vantaggio, nel senso che il nero può ottenere la patta, oppure potrebbe addirittura ribaltarsi e potrebbe andare a stare meglio il nero. Forse se riesce a far cadere quel pedone in D4 si potrebbe ribaltare. Ok, ok. Quindi pensi che la posizione è leggero bianco ma rischiosa comunque, Sì, no? sì, esatto. Ok, e Sì. che mossa giocheresti?
No, se fossi in una blitz, torre A di 1, così. Quindi porterei questa torre al centro. Se fosse una partita a tempo lungo, inizierei l'infinita fase di calcolo. Allora, come mi ha insegnato l'altra volta, dovrei trovare delle mosse candidate. Quindi, non essendoci il cavallo in F6, posso iniziare già a prendere in considerazione anche attacchi su H7, quindi potrei pensare, non so, robe di questo tipo, una donna in E4 supportata dall'alfiere che attaccano qui e poi la torre che arriva tramite H3 o G3. Quindi questa potrebbe essere una candidata, vero che poi ti arriva questa, ma forse con questa qui fa prima il bianco, no? Perché comunque ho l'esigenza di difendere questo pedone, quindi donna qui credo che sia una candidata. L'altra abbiamo detto questa, e se ne dovessi dire un'altra, forse sempre per fare il piano di attacco, sempre torre qui che poi può andare insomma da queste parti qui. Questo cavallo sicuramente per poi dare una mano all'attacco dovrà passare da qui, no? E quale di queste mosse scegli alla fine? Che ora è semilampo, quindi sta per cadere. Ok, semilampo. Sì? Questa è interessante. Quale sceglieresti? Ok, allora, queste sono posizioni che tu risolvi in 2 secondi, adesso erano tipo 20 minuti, quindi qui se fossi a casa così sulla mia bella scacchiera con il libro di fianco, chiuderei il libro, metterei lì 20 minuti e No, 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 ma pensare, adesso è già ottimo, tutto ciò che hai detto è ottimo, condivido quasi tutto, ma ora la ok, scelta. ok, allora di intuito, Sì. vai, voto per donna e 4 che così almeno attacco anche qui. Donna e 4, ok, ci sta donna e 4, ci sta. Ok, Sì, quindi giocheresti donna e 4. Adesso proviamo a vedere come continueresti. Diciamo che ora il nero gioca a cavallo e di 5. Come continueresti ora? ok. Sempre in modalità blitz. Se premodate a Blitz, forse alfiere C2 subito. Ha un attacco diretto proprio. Tra l'altro sta per uscire un corso, no? Su come organizzare, su come creare iniziativa, no? Sulla creazione dell'iniziativa. E qua vedo che Esatto. non perdi tempo, no? Esatto. Ok, però diciamo che a questo punto prova a difendersi, potrebbe addirittura tornare in F6 o giocare G6. Mhm. Come giochi? Qua devi vedere se hai abbastanza forze per Eh supportare il sì, tuo attacco. eh sì, perché questa manovra qui non è più questa manovra qui non è più possibile. E questa qui forse è troppo lenta. Sì, voglio iniziare subito dei cambi, quindi Esatto, sono esatto. consolidato. Ok, allora qua la valutazione era perfetta, forse addirittura pessimistica, e qua un pochino la realizzazione è un po' da affinare, però Ok, ecco, qua ti dico, allora questo argomento del pedone isolato era un argomento in cui fino a una certa età ero molto, diciamo, statico, no? Mi piaceva di più
pensare alle debolezze pedonali, vedevo il pedone isolato più come una debolezza. Poi proprio casualmente, proprio prima di questo torneo, avevo fatto un lavoro molto molto importante con un allenatore dell'epoca, con un ragazzo italiano che si chiama Nicolò Ronchetti, che giocava perché era fortissimo, poi ha smesso di giocare, e mi aveva fatto un corso sul pedone isolato e ho iniziato a vedere anche i pregi, no, di avere questo pedone. Allora, innanzitutto, una debolezza di lungo termine: se non ho abbastanza iniziativa posso andare a stare meglio, no? Però tu guarda, allora, io ho tutti i pezzi attivi, no? Sì. Ho un grande controllo sulla casella di blocco, per questo non mi piace tanto quest'idea, perché lui può bloccare il pedone saldamente, no? E poi può iniziare a cambiare pezzi in un finale di 4, sì, sarebbe debole, no? Sì. Ok. Allora, adesso non so se vuoi vedere subito come ho giocato o se vuoi vedere le prime mosse per raggiungere questa posizione. Sono curioso di vederla prima almeno. Ok. Allora, qua la partita è andata, ho giocato di 4, sì, di 5. Una partita precedente mi aveva giocato all'inizio Indiana, la partita precedente vinta da lui, quindi mi aspettavo cavallo F6, ci ho giocato di C4. D per C4, il gambetto di donna, che in realtà non è un gambetto perché il pedone si riprende, ed è per questo che l'ho giocato, quindi ho giocato il 3, no? Per prendere il pedone immediatamente. E si può giocare cavallo F3 anche, no? Però ho voglia di riprendere il pedone subito, no? Quindi E3, e a questo punto il nero gioca la cosiddetta confutazione di E3, che è E5, è la confutazione. Diciamo che il nero spera che io prendo per distruggermi l'arrocco, il materiale è pari ma perdo l'arrocco. Io gioco alfiere per C4 e per D4, e ora il pedone isolato, una debolezza di lungo termine. Però normalmente si gioca un'altra versione del pedone isolato, si gioca E6 e C5, questa è la versione più classica, dove, non so, magari un giorno lui mi cambia il pedone C a più pedoni che difendono l'arrocco. Quindi qua è una versione più rischiosa, no? Perché il mio alfiere è più potente. Ok, cavallo F6, cavallo C3, alfiere E7, cavallo F3, arrocco. Ora guarda un buon gioco di pezzi, voglio giocare magari torre 1 e cavallo E5, alfiere G5, no? Pressione su F7, su torre 8 posso attaccare F7. Ti ricordi che in qualche braccio e mente abbiamo discusso, no? Che non sì. Ok, qua il nero ha giocato cavallo D7, torre 1, cavallo B6, alfiere B3, C6. E a questo punto io ho giocato alfiere G5 per completare il mio sviluppo. E nero qua ha giocato alfiere G4, no? Per completare il suo. Se mette l'alfiere altrove voglio fare cavallo E5, donna F3, torre D1, magari addirittura spingere i miei pedoni, addirittura inquestare in un momento. Perché tipo su alfiere G6, tipo immaginati che un giorno gioco H4, no? Cioè potrebbe essere un'idea così, no? Che se fa H6, poi dopo il pedone F è inchiodato, no? Certo. E magari voglio giocare donna F3, G4, H5, no? Ok, quindi ci sono varie idee. Quindi io ho giocato alfiere C4, gioco donna D3 che mi schiodo e voglio mettere il cavallo in E5. No? Sì. Lui gioca alfiere Pe, prima che gioco... Perché lui ha intenzione a cambiare... Quando uno gioca contro il pedone isolato vuole cambiare i pezzi leggeri in generale. Io gioco donna per F3 e per ora il pedone in D4 è direttamente indifeso perché c'è l'alfiere sospeso, no? Certo. Lui gioca cavallo D5 per cambiare i pezzi. Arriviamo in questa posizione. Eccola. Allora, in questa posizione il nero è riuscito a cambiare due pezzi leggeri, ma la pressione sul punto F7 e la colonna E sono difficili da neutralizzare, e il bianco si prepara a raddoppiare sulla colonna E senza che il nero possa contrapporre neanche una torre. Guarda qua, il pedone in D4 non è impresa per il cavallo, io ho giocato torre E5 perché voglio attivare l'ultimo pezzo. Non difendo ancora il pedone, ma poi soprattutto voglio intensificare il mio controllo sulla casa di blocco. Lui non può bloccare, perché se blocca qua guadagni un pedone, no? Chiaro. Interessante, no? Torre
Sì, è vero, non si, sì, è vero. E lui fa fatica a opporsi, no? Anche. Se gioca tipo donna di 7, torre 1, torre 8, io posso fare ciò che voglio. Lui non minaccia mai, tipo, io posso iniziare anche a creare un attacco sull'ala di re. Se lui spostassi il cavallo, qua vincerei al colpo. Come vincerei al colpo? Con una combinazione Alfiere, presa. ok. Alfiere per No, cosa? alfiere per F7 non funziona, vero? Alfiere per F7, Forse a donna per. donna... Ah, poi esce fuori col re, ok. Però posso usare questa versione con l'inchiodatura. Certo. Sacrificio momentaneo di donne, poi vincono. Sì. Comunque, cioè, lui non può opporsi. Torre E5, idea torre 1. Lui ha messo il cavallo in G6 subito, io sono andato in E4 e cosa ho guadagnato? Il cavallo è più lontano da D5. A meno blocco, ora voglio giocare torre 1, il pedone difeso, e poi eventualmente questo cavallo non ha tante caselle, potrei attaccarlo con G3, H4, H5, subito H4, H5 anche. Fortissima, no? Se ci pensi. Sì. E qua cosa può giocare il nero? Qua il nero ha giocato cavallo di 7 per mettere il cavallo in F6 e portare più pezzi nell'ala di re, no? Ok. Io ho giocato torre di 1, cavallo F6, torre E3. Comunque le mie due torri sono più attive di prima, il pedone di 4 è difeso e a volte potrei anche liberarmene, no, del pedone, perché non è saldamente bloccato. You're gonna see me shine, 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 walking on beams of light, 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 light. Ecco, a questo punto donna di 7. E qua devo confessare in realtà che la domanda di prima era una domanda torre E5, era qualcosa che già sapevo perché era ancora preparazione, perché ho trovato adesso nei miei appunti che mi ero annotato che donna di 7 era l'ultima mossa della mia preparazione. Non Pensa a l'avevo te, vista. cioè fin qui tu sapevi tutto? Sì, a volte magari non ero ben consapevole perché magari era simile, però pensavo di spesso quando uno studia tante cose sa più o meno, no? Però alla fine, visto che a tempo lungo pensa e si ricorda le mosse, non so se ti è mai capitato che non sei sicurissimo, però più o meno ti ricordi, no? Siamo alla 18ª mossa. Sì, qua mi sembra che ho studiato qua donna 5, che era una partita Vaganian-Hubner del 1983. No, qua, scusami, qua. Invece cavallo F6 non la conoscevo. Okay. Ho fatto donna di 7, quindi la prima mossa nuova. Ecco, qui terminata la mia preparazione. Ecco, e ora, interessante, cosa giochi adesso da nero? Da bianco. Come valuti e cosa giochi da bianco? Ok, abbiamo già detto che il bianco, siamo nel range è più della parità per il bianco, no? Cioè il bianco sta meglio, bisogna solo capire se è un vantaggio grande, piccolo o grandissimo. Allora, stavo valutando la possibilità, solo prendendo in considerazione, poi da farla, la possibilità di spingere il pedone in D5, così mi tolgo il pedone isolato e penso che aprendo in questa posizione potrei avere cose interessanti. Altre cose così immediate, il cavallo dove lo metto, non fa granché. Le torri per il momento penso che stanno abbastanza bene dove stanno, la donna non la metterei da altre parti, quindi così a distinto ti direi subito una spinta in D5, penso che possa andare bene, spero. Allora, sì, ho giocato un'altra, D5 va molto bene, mantiene il vantaggio, si libera della debolezza e poi avrò l'alfiere un po' più attivo del suo cavallo in una posizione aperta, no? È un vantaggio accademico che probabilmente è un buon vantaggio,
Il bianco ha una leggera superiorità, a me non soddisfaceva molto, ma va bene. Cioè tu puoi cambiare, qua stai meglio, puoi entrare con le torri, però lui non ha debolezze nemmeno, no? Certo, certo. Però si va benissimo come risposta. Io, fresco di studi sull'argomento, ho giocato una mossa, una licenza che viola un po' le regole. Ho giocato cavallo E4. Tu dici come? Non si possono cambiare, non va bene cambiare pezzi leggeri, non va bene lasciarlo bloccare, quindi perdo il controllo della casa in D5, sei pazzo, no? Puoi dire. In realtà così, contraddicendo due principi, quindi decresce il mio controllo sulla casella davanti al pedone, offro il cambio di un pezzo leggero. Però, se tu vedi, allora, secondo me, però si intensifica anche il differenziale tra i pezzi, perché il mio alfiere è molto più forte di questo cavallo. Sì. Questo cavallo è un ottimo difensore, se io lo cambio, poi è più debole F7, posso entrare più facilmente nella colonna, e no? E questo cavallo è sciocco, lo posso scacciare, no? Certo. Se lui mi blocca concretamente, perché poi c'è anche la concretezza, è vero che concretamente, cioè che astrattamente non va bene, concretamente gioco cavallo C5, attacco la donna e c'è pressione su D5 e su D7, lui non può mantenere, se mantiene difeso D7 perde D5, se mantiene difeso D5 poi perde D7, qualcosa perde, no? Certo. Quindi qua la concretezza della posizione vince. E lui qua ha cambiato e dopo torre per E4 qua ha una posizione pessima. Qua il punto è che se lui arriva nel finale sta ancora più o meno bene, ma non ci arriva. Lui ha iniziato a cambiare una torre, però non può cambiare l'ultima perché su torre 8 c'è il trucco che avevamo visto prima. Che trucco c'è? La cattura della torre, poi e poi aspetta, torre per no, questa non c'è subito ah sì, donna per F7 e vince, no? Sull'inchiodatura. Bello, no? Bello, bellissimo. Ok, il nero quindi gioca torre D8 per intensificare la pressione su D4. Come continueresti qua da bianco? Ecco, questa è una di quelle posizioni dove sento di avere il vantaggio, però se sbaglio una mezza mossa o si ribalta... Addirittura puoi andare a stare peggio, no? Sì. Quindi veramente. come incrementi il vantaggio in modo ulteriore? Allora, mi piacerebbe aumentare la pressione su F7, ma se sposto la torre in F4 mi viene mangiata. In più... Mi piacerebbe entrare in settima anche, no? Sì. Allora, in F4 la torre ti viene mangiata, in settima è controllata la casa d'entrata. Esatto. Quindi cos'è che ti dà fastidio? Forse col cavallo, quindi H4. H4? E adesso è una mossa che ho visto molte volte, è una mossa in stile Alfa Zero anche, no? Quindi è una mossa che va di moda ora H4, però soprattutto per l'epoca che non c'erano tanti modelli con H4 era più difficile, no? Nel 2009 questa mossa. È molto interessante, no? Voglio giocare H5, voglio sparazzarmi di questo cavallo, poi perché no? Se no addirittura vado fino in H6 per esporre, no, il re nero. H5 non si può fare, se gioca H6 posso giocare per esempio H5. Ora, non so, su cavallo F8, ora qua lo vedi il vantaggio quando entro in E7 e gli cade tutto. Devastante, no? Qui non può parare con... no, scherzavo. Su cavallo E6 addirittura prendo di torre. Sì. Orco cane. Sì. Ma ti dico un'altra cosa, H6 indebolisce l'arrocco, indebolisce G6. Certo, cioè io potrei giocare anche torre G4 che minaccia... Se sposta il re perde F7. Certo. Se sposta anche il re qui perde F7. Cioè è difficilissima, no, questa posizione. Bello. Cavallo F8, donna F6. Con la torre in presa. Sì. Però comunque nei guai, no? Perché posso prendere in F7, poi posso prendere
E poi posso prendere anche in D8, no? Magari cosa gioco qua? Prima penso che sia alfiere per, sì, alfiere per, poi prendo in D8. Certo. E poi Dovrei c'è vincere. anche il cavallo. Sì, infatti, sì. Dopo H4 lui ha giocato cavallo F8 subito, non vuole. E ora donna E3, questo è il trionfo, no, della strategia del bianco. Ora qua è ovvio, no, che ora voglio andare in E7, perderò di 4, però poi li prendo tutti i pedoni, no? Bella, no? Certo, E tra qua l'altro Andrea, con H4 si è anche liberato una casa di fuga sì, eventuale per il re. evito anche eventuali matti, no? Sì, infatti, sì, no, è fantastico, no? Sì, qua penso che dovrei vincere. Poi mi Sì. ricordo che in partita io stavo guardando donna F5 e non sapevo se giocare, non avevo ancora scelto se giocare torre 7 o torre F4. Penso che entrambe le mosse, no? Cioè, siano... Certo. Sì, perché poi a volte posso prendere prima di alfiere, poi cambio, poi un pedone in più nel finale, no? Molto... Ok, lui qua ha giocato donna di 6, torre E7. Ora se cambia in D4 perde, no? Perché inizio... Certo. Il materiale è pari, ho H4 in presa, ma ho scoperte, guadagno minimo questi pedoni, mi lascio di guadagnare la torre e vinco alla fine. Lui ha giocato cavallo E6, che è una difesa tenace. Qua iniziamo a incassare, no? Sì. E poi una cosa bella, oltre a guadagnare un pedone, indebolisco anche A7 e C6, no? Certo. Quindi a questo punto, secondo te, cosa può giocare il nero? Tosta. Ha giocato A5, io ho giocato torre A7, no? Ok. A questo punto avevo anche un tranello. Io pensavo che se mi attacca la torre posso prendere qui, no? E qua do matto. Quindi ha giocato H6. Ecco qua, adesso invece ho giocato una mossa che forse adesso il modo migliore di giocare era continuare ad attaccare le sue debolezze, cioè posso continuare a giocare per l'attacco, no? Invece nell'ingenuità alfiere per E6, no? Perché spesso ci sono tanti principi che anche vanno uno contro l'altro, è un pedone in più cambiare i pezzi. Quindi semplificare va bene, però bisogna vedere anche quali pezzi cambiare. Cioè, stai anche cambiando questo alfiere, no? Per questo cavallo, no? Però, insomma, non gli rovini anche la struttura pedonale, quindi non è buona comunque. Sì, penso che vada bene, effettivamente. Sì, deve andare bene anche questa. Sì, non è male. Sì, io ho preso donna per, e qua adesso ancora ingenuità, voglio cambiare i pezzi. Ho preso per per cambiare le donne, no? Perché voglio avvicinare, però poi c'è anche lo stress dell'orologio, cose così, però qua meglio torre per A5, cioè va bene cambiare i pezzi se hai più materiali, ma senza fare concessioni, no? Torre per A5 continuo a difendere il pedone, no? E qua lo dovrei vincere. Ok, lui ha preso torre per A5, lui qua ha giocato torre per D4, G3, torre D2. Ecco, questo deve essere difficilissimo da giocare. D4, re F7, sì, forse non so se ho giocato bene, io ho continuato a spingere i pedoni che bisognava arrivare alla 40ª. Torre D4, okay. Sì, perché poi ti davano più tempo, no? Certo. Lui ha fatto torre B4, forse ora il finale è pari, ma è molto, molto difficile. Qua penso che ho dato scacco, re F6, torre B7, io ho messo la torre in B2, re G2, qua magari ci sono stati, cioè, penso che c'era davvero poco tempo e c'erano molti errori per entrambe le parti. Ok, torre B3, B6, H5, torre B8, re F7, qua. Siamo arrivati alla mossa 40. Ok. E quindi qua c'è tempo. Ok, qua c'è di nuovo tempo per pensare. Qua la domanda è: può vincere il bianco il finale o no? Mamma mia, quanto sono difficili questi finali.
Cosa ne pensi? Secondo te si può vincere? È difficile perché dovrei provare. Che se cerco di avvicinarmi, sì, dovrei avvicinarmi con re alla sua torre, però lui comunque riesce a rimanere sempre lungo la colonna B. Sì, no? Sì. E se esco con re comunque poi non sono più protetto dai pedoni e quindi non riesco ad uscire, non posso andare in F3. Cioè comunque non posso superare la terza traversa. A meno Sì. che cosa? Guarda, io ho fatto un paio di mosse, partita è andata con... arriviamo a un punto critico del finale, B7, Ok, Re G6. Io ho provato a spostare il re, lui ho giocato torre B2, Re 1, Re F7, qua ho giocato re di 1 perché non ho paura che mi prenda il pedone, certo. perché poi promuovo, la torre deve rimanere sulla B. Re G6, Re C1, torre B6, Re C2, Re F7. E qua ho giocato Re C3, torre B1. Ok, a questo punto posso dare, qua ci sarà un esercizio molto difficile, magari possiamo lasciare anche ai nostri ascoltatori se ne hanno voglia, e do un piccolo indizio oppure no, perché è molto difficile. Allora, qua ti do allora, l'indizio per te, per tutti. Allora, il re fa fatica ad appoggiare il pedone, no? Cioè non si può vincere solo sull'ala di donna, perché appena il re si avvicina danno uno scacco, Certo, il re si allontana, cioè ti bombardano di scacchi, no? certo. Quindi devi usare l'ala di donna e l'ala di re. Qua la mossa, il piano vincente si basa su un cambiamento, su una mossa di pedone, cambiamento della struttura nell'ala di re. Va bene, allora Quindi prova a trovare la mossa, vediamo se qualcuno riesce a fare meglio di Christian. ci vuole tanto. No, e magari si può postare, no? Qualche proposta nei commenti di questo finale super difficile. Assolutamente. Ovviamente anticiperò come spoiler che ho vinto questo finale dopo molti errori reciproci, quindi senza avere nessuna idea del piano corretto che non ho giocato, quindi vediamo chi fa meglio di me anche. Va bene, allora ci vediamo alla prossima e non vedo l'ora di scoprire come è andato questo finale. Va bene, ciao ragazzi, grazie per essere stati fino a qui. Ciao. Ciao. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!